You come here, ass fuck. Dunque, chi mi conosce lo sa, io sono un soggetto ansioso, molto ansioso, ok? Per fare un esempio, la sera, quando non esco e resto a casa, io comunque scendo fuori in strada a controllare che non mi abbiano rubato la macchina. E io non ho una macchina. Questo per dirvi quanto io, no, sia ansioso nella vita. No, ma questa è solo uno dei miei atteggiamenti ansiosi, ne ho diversi, ne ho appuntato qualcuno, li condivido con voi, li ho chiamati momenti di trascurabile ansia, li condivido con voi e magari se anche voi avete così questa natura un po' ansiosa potete fare check, ce l'ho, mi manca, ok? Ci scambiamo le ansie vicendevolmente, ok? Bene, un po' come una malattia sessualmente trasmissibile, bene. Malattie sessualmente trasmissibili brutte, ma mi piace sempre molto la parte del contagio, ok? I miei momenti di trascurabile ansia. Esco da un negozio, sono sulla porta e al mio passaggio suona il sistema antitaccheggio. Non solo non ho rubato niente, ma non ho nemmeno comprato nulla. Perché ha suonato? Come posso dimostrare la mia innocenza, che i vestiti che indosso sono i miei, non li ho rubati? Ci sono uscito da casa stamattina. Sosterranno che sono loro e li rivorranno indietro? Dovrò uscire da qui nudo? Ma soprattutto cosa vuoi che importi dei miei vestiti ai commessi di questo negozio di elettronica? Abbiamo appena fatto l'amore e il vento fresco di una notte di fine estate entra dalla finestra aperta della camera da letto e accarezza i nostri corpi abbracciati, rilassati, nudi. Un attimo prima di addormentarsi, lei mi sussurra dolcemente qualcosa all'orecchio, ma io capisco biopsia. Quando su WhatsApp c'è scritto sta scrivendo e tu sei all'1%. Me lo tieni un attimo in braccio? E mi ritrovo con questo bambino di pochi mesi fra le braccia. Sarà appena nato, è minuscolo, fragilissimo, così fragile che non posso stringerlo forte, ma al tempo stesso la mia presa deve essere salda, perché se mi scivola e casca per terra si spappola. Ho letteralmente una vita in mano. Quindi sì, lo tengo un attimo in braccio sto bambino, ma chi mi tiene che sto per svenire? Sono al ristorante e sul menù c'è il mio piatto preferito, proprio lì, in quel ristorante dove lo fanno buonissimo. Ci sono venuto apposta. Allora lo ordino, tutto contento, poi arriva, è squisito. E mentre lo mangio penso a quanto mi farà male, al colesterolo, al fatto che non faccio attività fisica, ingrasserò, mi verrà un tumore e avrai i tuoi occhi. Il pensiero di morire senza aver prima aver cancellato la propria cronologia sul computer. È l'ultimo dell'anno, stiamo festeggiando, mancano pochi secondi alla mezzanotte. 10, 9 e mi ritrovo con la bottiglia di champagne da stappare in mano. 8, dove manderò il tappo contro il lampadario di Murano, il servizio di bicchieri in cristallo di Boemia. 7, il vaso di porcellana cinese di epoca Ming. 6, potrei provare a trattenere il tappo con la mano. 5, ma se poi il tappo me la sfonda, mi fa una stimmate e uscendomi dalla mano va a colpire il lampadario, i bicchieri, il vaso cinese. 4, che sollievo quando è qualcun altro a dover stappare la bottiglia. 3, così io posso andare a ripararmi sotto un tavolo dietro un muro per evitare che il tappo mi colpisca un occhio. 2, incassandomelo in fondo al cranio, causandomi danni permanenti alla vista e al cervello. 1, buon anno! Quando sei preoccupato, ma non ti ricordi più per cosa. Ah sì, che ti venga l'Alzheimer. È il 1° settembre e tu non hai ancora fatto i compiti per le vacanze. E non importa che tu non abbia compiti per le vacanze perché hai 40 anni. Hai finito la scuola più di 20 anni fa e sei ormai uno stimato professionista nel tuo settore. È comunque 1° settembre e tu non hai fatto i compiti. E per concludere, quando leggi porta all'armata, e se lo sono le porte, figuratevi io. Grazie!